Mi dispiace molto di non poter essere presente di persona a questo importante evento all'Ateneo Veneto a causa di un incidente sciistico che pregiudica la mia mobilità, che in una città come Venezia, vi immaginate tutti, è fondamentale. L'evento è importante sia perché è organizzato dall'Inner Wheel Club di Venezia, la cui qualità nell'organizzazione delle iniziative è nota, e anche l'amicizia che mi lega con Daniela Busato, e soprattutto per il tema che viene trattato. Il tema che viene trattato, lo studio dei cromosomi nelle leucemie, riguarda da vicino la nostra associazione. Io sono presidente onorario di AIL Venezia, Associazione Italiana contro le Leucemie, e quindi è questo il nostro campo di battaglia. La presenza di Sabrina Tosi, che ha fatto ricerca per tutta una vita all'estero, è molto importante. La ricerca nel campo delle leucemie, così come di tutte quante le patologie neoplastiche, sia solide che del sangue, è importante perché ci sono stati progressi enormi. Posso solo ricordare, e mi torna in mente, la fondazione dell'Associazione Italiana contro le Leucemie in Italia nel 1969 a Roma ha significato l'inizio di un percorso nella lotta contro queste malattie fondamentali. L'Italia è diventata oggi uno dei primi paesi al mondo, sia per l'organizzazione della sanità legata alla terapia di queste terribili malattie, sia per la ricerca che ha ricadute in tutto quanto il mondo. Pertanto, nel ringraziare nuovamente Sabrina Tosi per la sua presenza, le auguro un buon, ottimo proseguimento della sua preziosissima attività e vi invito per approfondimenti anche a visitare i siti di AIL, e in particolare quello di ail.venezia.it, dove troverete ampie documentazioni delle nostre attività di assistenza, di supporto alla ricerca e una serie anche di eventi che promuoviamo, e col necessario supporto di tutti quanti voi potremo sempre andare avanti nella lotta contro queste terribili malattie e renderle sempre più curabili, la sopravvivenza sempre più lunga e anche la qualità della vita successiva, il che è molto importante evidentemente per chiunque si occupi di salute. Buona conferenza a tutti. Allora, cominciamo. Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Mi rendo conto che la giornata è una giornata terribile, con una nebbia indescrivibile, con una città che soffre o comunque gioisce del giovedì grasso e quindi del carnevale, soffre e gioisce, dipende da che punto di vista, e quindi veramente di cuore grazie per la vostra presenza. Ringrazio anche per l'ospitalità all'Ateneo Veneto e una menzione speciale a Valerio che ci segue in tutte le cose che dobbiamo comunque approntare. Io sono Daniela Busato Ginella e rappresento l'Inner Wheel Club di Venezia, associazione femminile che promuove la comprensione internazionale, la vera amicizia e incoraggia gli ideali di servizio individuale. E qui mi fermo perché non vale la pena di parlarne oltre. Allora, l'idea di questo ciclo dedicato alle donne di oggi, iniziato la scorsa settimana, è nata circa un anno fa, a seguito di una foto, e questa è stata un po' una cosa che ha fatto scattare una curiosità, scattata a margine del congresso di Solvay 96 anni fa, precisamente nel 1927, che ritraeva 28 scienziati e una sola scienziata, Marie Sklodowska-Curie. Successivamente, nel settembre 2017, la Società Italiana di Fisica l'ha riproposta a ruoli invertiti, a margine di un convegno tenutosi a Trento, e a essere ritratte questa volta sono state 28 fisiche italiane e un solo fisico.
Chiaramente la foto, chiamiamola rovesciata, è una provocazione che fa riflettere sui cambiamenti avvenuti nell'ultimo secolo, quando le donne di scienza erano delle eccezioni, ma serve anche a sensibilizzare sull'importanza di rendere visibili le tante donne che già lavorano nel campo di discipline ritenute a torto prerogativa maschile, per incoraggiare il diffusione di modelli femminili per quanto riguarda gli ambiti scientifici delle discipline STEM, che tutti sappiamo essere l'acronimo di Sciences, Technology, Engineering e Mathematics, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Questa sera conosceremo, attraverso il racconto della professoressa Sabrina Tosi, il percorso di una donna di scienza, iniziata con timidi interrogativi e via via proseguito verso la piena realizzazione di sé, come protagonista, assieme al suo team, di scoperte essenziali al fine di sconfiggere malattie infantili mortali. Una scienziata quindi che con tenacia, perseveranza e resilienza sta lavorando per migliorare la nostra qualità di vita. La professoressa Tosi è laureata in scienze biologiche, specializzata in citogenetica umana, dottorato di ricerca PhD studio del cromosoma 7 nelle leucemie infantili, docente alla facoltà di scienze biomediche Reader e capo del laboratorio di ricerca leucemia e cromosoma della Brunel University di Londra. Sabrina, grazie. A te. Grazie. Buon ascolto a tutti. Grazie molte per l'introduzione, per la presentazione. Innanzitutto grazie per essere venuti in questa occasione, mi sento veramente onorata di fare questa presentazione in un posto così unico, davanti a un lavoro di Tintoretto, non mi sembra neanche vero. E quindi è veramente un onore e un piacere essere qui a parlare con voi in italiano, un pubblico esclusivamente italiano. Ho cercato di preparare questa presentazione, come mi è stato consigliato appunto da Daniela, per dare una prospettiva personale in una carriera scientifica molto specifica che capirete durante il corso della mia presentazione. Giustamente Daniela dice che quando si pensa alla figura dello scienziato, di solito si pensa alla figura di un uomo. E questo è vero tutt'oggi, perché è stato fatto un sondaggio presso le scuole elementari e secondarie a Londra e la maggior parte degli adolescenti ha risposto che cosa pensi che sia uno scienziato, un uomo o una donna, e la maggior parte ha espresso un uomo. Quando io ho fatto la stessa domanda a mia figlia ha detto: per me uno scienziato è una donna, perché logicamente sono, diciamo, il modello della scienziata in famiglia, quindi è tutto relativo. E comunque devo dire che nell'ambiente universitario che frequento entrambi, diciamo, i generi sono rappresentati, per cui ci sono molti uomini e molte donne anche in posizioni di un certo rilievo. Comunque è noto che è un po' più difficile per le donne arrivare a un certo livello nella carriera accademica e scientifica. Comunque per darvi un'idea, io sono Reader, che corrisponderebbe a quello che in Italia è un professore associato, e ho un mio laboratorio di ricerca dove appunto conduco ricerca sulle leucemie. Da piccola, quando sento altre persone con una certa carriera che definiscono il loro percorso personale, molti scienziati partono con una prima diapositiva dicendo: ho sempre voluto fare la scienziata, no? Io non posso dire la stessa cosa. Per me, io da piccola, da sempre, ho sempre sognato di diventare un artista. E infatti per questo apprezzo molto il posto dove sto, dove sono stata invitata a fare una presentazione scientifica in mezzo a capolavori di arte. E quindi questo amore per l'arte mi ha portato a fare i primi passi nello studio, tanto che
ho voluto iscrivermi al liceo artistico, non ho fatto un liceo scientifico. L'arte era la mia passione, per cui ho iniziato i miei studi secondari facendo il liceo artistico. Questi sono degli esercizi grafici di quei tempi, e mi sono diplomata nel 1982 dal liceo artistico di Busto Arsizio. Dopodiché io avrei voluto fare l'università, e il mio sogno era quello di iscrivermi a storia dell'arte, ma tra il liceo e l'università ho frequentato un corso di illustrazione scientifica e disegno anatomico, e questo è stato determinante perché naturalmente la mia passione per l'arte si è convertita anche in curiosità per il corpo umano, come funziona, e quindi io idealmente mi immaginavo in una carriera di questo tipo, a illustrare testi anatomici come il famoso Netter, no? E poi pensando a questa possibile carriera ho pensato che sarebbe meglio, invece che semplicemente raffinare le mie capacità artistiche, anche capire un po' di più come funziona il corpo umano, capire un po' di più com'è la biologia, i meccanismi biologici che fanno muovere il corpo umano in modo così perfetto. Per cui la mia scelta è stata quella di iscrivermi a biologia all'Università di Milano, e quindi mi sono laureata in scienze biologiche nel 1989, e come diciamo durante la preparazione della mia tesi di laurea ho passato 1 anno e mezzo in un laboratorio di diagnosi prenatale. Ho deciso di fare la mia tesi di laurea non interna all'Università di Milano, ma esterna. E ho scelto questo laboratorio perché mi interessava, mi incuriosiva questo aspetto della biologia, la diagnostica prenatale. E appunto ho preparato una tesi anche abbastanza originale, perché si trattava di fare un'analisi citogenetica utilizzando delle tecniche a quei tempi moderne, stiamo parlando del 1987-89, che si focalizzavano sullo studio dei cromosomi tramite cromosomi estratti da prelievi di villi coriali, che a quei tempi era un'innovazione, cioè la diagnosi prenatale si può fare su cellule di liquido amniotico, e invece noi utilizzavamo le cellule della placenta appunto per prevedere se ci fossero delle anomalie cromosomiche nei tessuti fetali. E questo lavoro io ho avuto diciamo la fortuna di farlo presso un laboratorio che si chiama Laboratorio Toma a Busto Arsizio, dove vivevo a quei tempi. E questo laboratorio a quei tempi era appunto un laboratorio di diagnostica prenatale, adesso è diventato un istituto, probabilmente il più famoso e con una reputazione molto molto alta istituto di diagnostica privato a livello europeo. Quindi già a quei tempi i miei studi fatti durante il periodo, diciamo, in preparazione della tesi di laurea, durante quel periodo avevo avuto la fortuna anche di andare a passare un periodo di un paio di mesi in un laboratorio di immunologia all'Istituto Regina Elena di Roma, e tra le competenze acquisite in diagnostica prenatale e quelle imparate in questo laboratorio di immunologia, sono riuscita, naturalmente guidata dai miei supervisor, a produrre un primo lavoro, una prima pubblicazione. Come sapete, le pubblicazioni sono molto importanti per chi lavora in accademia, perché sono la testimonianza che un lavoro è stato riconosciuto dalla comunità scientifica, per cui questo è stato veramente una fonte di orgoglio
per una giovane scienziata a quei tempi, no? E tornando alla citogenetica, alla diagnosi prenatale, io devo ringraziare questo inizio in questo laboratorio di Busto Arsizio, perché è lì che ho iniziato a capire lo studio dei cromosomi. Allora, io capisco che in questo pubblico oggi ci sono persone che hanno qualche base scientifica, altre persone che invece non hanno un background di tipo scientifico. Giusto per introdurre l'argomento, tutti sappiamo cos'è il DNA, no? Il DNA è la sede dell'informazione genetica. Il DNA poi si condensa in determinate fasi del ciclo cellulare in organelli che sembrano, come se li guardi al microscopio, sembrano come tanti piccoli bastoncini, no? Sembrano quasi come dei batteri, però sono ben caratterizzati e si chiamano appunto cromosomi. Non so se c'è una freccina qua, però volevo far vedere che quando se questa è la cellula, il DNA era chiuso nel nucleo. Prima che una cellula si divida in due, il DNA si condensa in questi cromosomi e in ogni cellula umana noi troviamo 46 cromosomi, no? 23 paia. Un numero in più o in meno vuol dire che c'è qualche anomalia, per cui il lavoro dei citogenetisti è di riuscire a riconoscere e identificare tutti questi 23 paia di cromosomi e vedere che siano il numero giusto, ma anche di forma giusta, perché eventualmente per identificare dei riarrangiamenti, no? Che potrebbero essere perdita di materiale cromosomico, duplicazioni oppure addirittura scambi di DNA da un cromosoma all'altro, no? Lo studio della citogenetica è questo, capire se la costituzione dei cromosomi delle cellule umane è normale oppure devia dalla norma. Ed è stato visto che quando ci sono queste deviazioni dalla norma ci sono delle malattie che sono associate e ad esempio se si fa della citogenetica in diagnosi prenatale e si vede ad esempio che c'è un cromosoma 21 in più, questo corrisponde a sindrome di Down, no? Quindi c'è tantissima letteratura su questo argomento e quindi io quando ero nel laboratorio Toma ho imparato a riconoscere cromosomi, a distinguerli, a vedere se c'erano se ci sono delle eventuali anomalie. Dopo aver fatto la mia tesi in questo laboratorio mi è stata offerta la possibilità di rimanere a lungo termine. E io, nonostante il lavoro mi piacesse moltissimo, avevo delle ambizioni diverse, perché mi appassionava e mi incuriosiva un aspetto più di ricerca. Sebbene capissi che la diagnostica fosse molto importante, però io ero curiosa di capire, ma allora se ci sono queste anomalie che cosa vuol dire, no? Ci sono delle situazioni che ancora noi sappiamo 3 cromosomi 21 corrispondono a sindrome di Down, però altre cose ancora non sappiamo a che cosa corrispondono, quindi mi incuriosiva questo aspetto. E ho avuto la possibilità di trovare un tirocinio presso la clinica pediatrica dell'ospedale di Monza, dove si fa sia diagnostica che ricerca sul campo delle leucemie infantili. Quindi nel 1989 inizio la mia avventura nello studio delle leucemie. E questa è una foto che è datata 1991 con i miei colleghi di allora, guardate che pettinatura fantastica in quell'epoca. E niente, mi è cara questa immagine perché poi tante cose sono successe da quel momento. Nel 91 ho iniziato appunto a lavorare sulle leucemie infantili e
per darvi un'idea, penso che tutti sappiate che la leucemia è una forma di tumore che altera le cellule del sangue, e questo è dovuto al fatto che una trasformazione maligna dovuta a degli errori di tipo genetico succede in una cellula. Questa cellula acquisisce un potenziale di proliferazione che è molto buono tra virgolette, nel senso che dà un vantaggio proliferativo, e da quella cellula poi verrà fuori un clone. Un clone vuol dire che la cellula con questa anomalia genetica avrà la capacità di proliferare meglio delle cellule normali, no? E questo dà origine alla leucemia. Queste anomalie genetiche che si trovano nelle cellule tumorali spesso sono visibili al microscopio come anomalie cromosomiche, e quindi questo per ritornare al discorso che lo studio dei cromosomi è importante per farci capire che tipo di errori succedono nella cellula che poi portano a questo vantaggio proliferativo. E queste figure in bianco e nero a sinistra che vi ho fatto vedere prima sono i cromosomi che come si vedono al microscopio ottico, per cui non ci vogliono delle apparecchiature particolari. Si prendono le cellule del sangue, si trattano con una soluzione ipotonica che fa gonfiare i nuclei, per cui poi i cromosomi sono ben sparsi e visibili, poi si mette del fissativo e si strisciano questi preparati sul vetrino. Quello che fa il citogenetista è a quei tempi, quando io ho iniziato a fare la citogenetica, si facevano delle foto al microscopio, poi si stampavano e con la forbice si tagliavano i cromosomi, si mettevano in fila, naturalmente ci sono degli schemi di riferimento, e quindi questa figura in basso a sinistra rappresenta un cariotipo. Cariotipo vuol dire la foto dei cromosomi tutti allineati, no? Adesso, negli anni 90, cioè quando io ho iniziato a lavorare in questo campo, c'era la possibilità di usare altre tecniche di citogenetica molecolare, il che vuol dire che è stato possibile visualizzare i cromosomi in modi diversi. Infatti qui vedete sulla figura di destra i cromosomi tutti colorati, no? E parleremo di questo in un minuto. Questa tecnica che permette di visualizzare cromosomi o parti di cromosomi in diversi colori si chiama ibridazione in situ a fluorescenza, che comporta da una parte il vetrino con tutti i cromosomi, come vi ho spiegato, e dall'altra c'è la possibilità di preparare delle sonde che sono fatte di DNA e che corrispondono a regioni ben precise del genoma umano. Queste sonde si colorano con delle sostanze fluorescenti e poi si mettono a ibridizzare con i cromosomi. Quindi il DNA della sonda si unisce al DNA del cromosoma nella zona specifica, no? Quindi quella parte poi verrà visibile quando si analizza tutto il vetrino al microscopio. Non so se mi sono spiegata, però si colora solo la parte che però è specifica per la sonda che si è scelta. Adesso ci sono tantissime sonde che sono disponibili in modo commerciale. A quei tempi molte sonde invece dovevamo prepararcele noi, no? Quindi bisognava prendere il DNA, tagliarlo, colorarlo con determinate tecniche e poi si faceva l'ibridazione, eccetera. Questa diapositiva fa vedere i tipi diversi di sonde che possono essere utilizzati. In rosso vediamo che ci sono queste sonde che si legano al centromero, che è una regione particolare del cromosoma che
posta in posizione centrale, no? Oppure ci sono in giallo queste sonde che riconoscono dei geni particolari. In blu abbiamo un paint, si dice, che è una sonda che colora tutto il cromosoma. Quindi dipende dal tipo di ricerca che vogliamo fare, dipende dal tipo di investigazione che vogliamo fare, ci sono sonde diverse che possiamo preparare sia in laboratorio, ma adesso sono disponibili anche commercialmente. E quindi questa è una tecnica che si presta a molte possibilità diverse, e quello che voglio farvi vedere qui è che questa tecnica si chiama multiplex FISH. FISH sta per Fluorescence in Situ Hybridization, e come vedete qua si sono utilizzate diverse combinazioni di fluorocromi per generare un cariotipo. Questo è comunque un cariotipo, però ha 24 colori. Così è possibile riconoscere ogni cromosoma con un colore diverso. Naturalmente ci sono software che assegnano degli pseudocolori, perché non tutti questi colori sono visibili all'occhio umano, anche al microscopio, quindi il microscopio deve essere associato a una videocamera particolare, a una fotocamera particolare, e poi c'è un software che elaborerà le immagini. Però, come potete vedere, e questo è quello che voglio farvi vedere qui, questi cromosomi, potete vedere, sì, sono a 24 colori, ma ci sono dei cromosomi che hanno un po', sembrano come Arlecchino, no? Siamo in tema di carnevale, quindi questo cromosoma è viola, però ha un pezzo verde, no? Questo qui è molto più corto e non è dello stesso colore del suo compagno. Questi sono tutti riarrangiamenti. E questi riarrangiamenti sono, in questo particolare tipo di cellula, sono diversi, cioè abbiamo 3 cromosomi 8 ad esempio, di cui uno è anormale. Qui abbiamo 2 cromosomi 11 che sono riarrangiati con altri cromosomi, e questo è quello che succede nelle cellule tumorali, cioè di solito quando abbiamo delle anomalie di solito ce n'è più di una, perché il processo canceroso è un processo accumulativo, cioè ci sono delle anomalie genetiche che vengono accumulate, e spesso la malattia conclamata avviene quando c'è più di un'anomalia. E questo è vero anche nelle leucemie, quindi nei tumori in generale, ma nelle leucemie. Questo è un esempio di linea cellulare che è stata derivata da un paziente con leucemia mieloide. E siamo riusciti a caratterizzarla, e quindi questa linea viene tuttora utilizzata in ricerca per capire appunto quali sono le conseguenze di queste anomalie citogenetiche. Poi ci sono, questo è un esempio semplicemente per farvi vedere che ci sono altri tipi di sonde che danno diversi pattern quando li vediamo al microscopio, e quindi non sempre è necessario vedere i cromosomi, ma ci possono essere, noi possiamo derivare delle informazioni con queste sonde anche guardando le cellule intere, oppure il nucleo in interfase, cioè il nucleo che non si sta dividendo, per cui non vediamo il DNA condensato nella forma di cromosomi. E qui abbiamo, non io, altri autori hanno pubblicato questo lavoro utilizzando delle sonde per i centromeri di diversi cromosomi, e poi li hanno enumerati, li hanno contati per vedere se c'erano se c'era il numero giusto dei cromosomi che volevano investigare. E questa è una tecnica che io ho utilizzato poi nel mio step successivo della carriera. Quindi una volta arrivata al laboratorio di Monza, mi sono un po' abituata a guardare i cromosomi delle leucemie, eccetera, e non molto dopo il mio capo, che è il professor Biondi della clinica pediatrica di Monza, mi ha proposto di andare a spendere un periodo all'estero.
dove e io ho accettato e ho passato quasi un anno nella clinica pediatrica di ematologia pediatrica all'Università di Giessen. E questo approccio che abbiamo visto in questo lavoro di altri autori l'ho utilizzato per investigare le leucemie linfobastiche acute di alcuni bambini con un numero particolarmente alto di cromosomi, no? E questo volevamo semplicemente investigare, sì, questi bambini hanno questo numero esagerato di cromosomi, ma ce ne sono alcuni che sono particolarmente rappresentati, per cui abbiamo visto che c'erano tante coppie di cromosoma 17, 18, eccetera. Adesso voglio fare una puntualizzazione. Quando diciamo analizziamo il cariotipo di questi bambini con le leucemie, voglio fare presente che le cellule con queste anomalie genetiche sono esclusivamente le cellule del sangue che sono leucemiche. Il resto delle cellule del corpo di questi bambini sono normali. No? E questo è un errore, questo è un concetto che a volte le persone non hanno ben chiaro. Le cellule di tutto il corpo sono normali, soltanto le cellule del sangue che sono affette da leucemie, e anche nell'ambito delle cellule del sangue abbiamo diversi tipi cellulari e il tipo di leucemia dipende dal tipo di cellula che è affetto da queste anomalie genetiche, per cui possiamo avere leucemie linfatiche o leucemie mieloidi, dipende dai progenitori cellulari che sono affetti. E quindi il lavoro svolto alla clinica pediatrica dell'Università di Giessen anche è risultato in una pubblicazione che la prima pubblicazione col mio nome come primo autore, per cui è una cosa di cui vado orgogliosa, e questa risale al 1994. E ho utilizzato lo stesso lavoro poi per completare la specialità in citogenetica umana all'Università di Pavia, che ho fatto mentre frequentavo il laboratorio a Monza e poi il laboratorio in Germania. Allora, una volta completata la mia specialità, il mio capo di Monza, il professor Biondi, mi ha detto: guarda, c'è questa tematica che è molto interessante, vorrei che tu studiassi il cromosoma 7. E questo era al rientro della Germania, era il 92-93. E quindi perché il cromosoma 7? Allora, pazienti sia adulti che bambini con anomalie del cromosoma 7 hanno un andamento clinico particolarmente sfavorevole e ancora non si sa perché. Probabilmente si perde del materiale genetico nel cromosoma 7, ma allora se si perde questo materiale genetico vuol dire che nel pezzo che va perso ci sono dei geni che potrebbero essere utili per sopprimere l'insorgenza del tumore, no? E ancora al giorno d'oggi questa problematica è sempre presente, nel senso che sono state fatte delle scoperte. Adesso, siccome il progetto Genoma Umano è completato, si sa esattamente tutta la sequenza dei geni del cromosoma 7, però ancora i meccanismi biologici fondamentali per spiegare le leucemie associate a questo tipo di anomalie ancora non sono ben chiare. Quindi il progetto che mi è stato dato nel lontano 1992 è ancora valido. A quel punto, essendo tornata dalla Germania, avendo passato un anno e mezzo nel laboratorio di Monza, a quel punto sono stata io a sentire la necessità di tornare a fare un periodo all'estero, perché avevo trovato molto utile il confronto con dei colleghi in un altro ambiente, con un'altra mentalità, con un altro approccio scientifico. E fortunatamente avevo incontrato a una conferenza una persona di Oxford che mi aveva detto: ah, stiamo cercando una citogenetista. E quindi ho colto l'opportunità, pensandoci parecchio,
E alla fine, insomma, anche il mio capo è stato d'accordo, per cui mi sono imbarcata in questa avventura. E qui ho voluto rappresentare due immagini. A destra è l'Istituto di Medicina Molecolare, dove io ho passato dal novembre 93 fino al luglio 2005. Ma a destra ho voluto utilizzare questa foto, che è il Ponte dei Sospiri, copiato da quello di Venezia, però è parte di un college di Oxford, Hertford College, e quindi mi sembrava appropriato far vedere che c'è qualche similarità. Quindi per i primi 6 mesi avevo una borsa di studio da parte dell'AIRC, che sono riuscita a vincere appunto con un progetto sulla biologia delle leucemie con anomalie del cromosoma 7. Dopodiché inizialmente sono partita per stare fuori 6 mesi. Dopodiché ho chiesto un'estensione, l'AIRC me l'ha conceduta, evidentemente avevo dimostrato dei risultati promettenti, e dopo un anno il mio capo di Monza iniziava a chiedere allora quando torni, però nel frattempo la mia capa di Oxford aveva richiesto dei fondi alla Leukemia Research Fund, e anche lì siamo riusciti a ottenere questi fondi, per cui ho prolungato prima di un anno, poi di altri 2 anni e poi, poi non sono più tornata. Quindi dal 1993 sono stata a Oxford, quando ho visto che iniziavamo a avere dei fondi, dei finanziamenti dalla Leukemia Research Fund, e avevo la possibilità di stare per 3 anni, allora ho pensato, sono in un ambiente in cui molte persone hanno o stanno studiando per ottenere un PhD, e credo di potercela fare, no? E quindi ho utilizzato il mio progetto di ricerca finanziato dalla Leukemia Research Fund per iniziare a scrivere una tesi di dottorato. E quindi mi sono iscritta all'Università di Oxford e sono riuscita a completare il dottorato in 3 anni, e quindi insomma un'altra conquista molto di cui sono orgogliosa. E questa è una foto che è stata scattata il giorno della graduation. A Oxford, come anche in altre università in Inghilterra, ma a Oxford è particolarmente cerimoniosa questa occasione. E quindi mi sono permessa di scegliere questa foto per 2 motivi. Non è una foto bellissima, però ho voluto scegliere una foto dove sono al fianco del mio papà, e questo, tra parentesi, proprio oggi è il 20° anniversario della sua morte, per cui penso che oggi sarebbe contento di vedermi, insomma, qui a spiegare della mia carriera, quando era presente in un momento così importante, in cui sembra un po' imbronciato, però non è imbronciato, in effetti è un po' emozionato, come eravamo tutti quel giorno. E la seconda cosa, un po' più leggera, è, vi faccio notare il vestito, no? Che è, come si dice, il gown, non so come si dice in italiano, l'uniforme che si mette una volta che si ottiene il PhD. Quindi si entra con la tonaca, si entra con la tonaca nera, poi si processa, no? Si fa la processione, e si esce con la tonaca di questo colore, e con la toga, con la toga di questo colore, che vuol dire che si è dottori, no? Si ha avuto il dottorato. È un bel colore, è il colore di Oxford, no? E quindi ricordatevi questa cosa, perché tornerà alla fine di questa presentazione.
tornando al discorso scientifico, io vi do un po' di storielle e un po' di scienza, così non vi annoiate. Tornando al discorso scientifico, allora, è al cromosoma 7. Questo è quello che io ho studiato durante il mio dottorato e oltre. Applicando queste tecniche di citogenetica molecolare, abbiamo visto che quello che i citogenetisti classici pensavano fosse magari un cariotipo normale, quando applicavamo queste tecniche di fluorescenza, invece si poteva vedere che c'erano delle anomalie, come ad esempio qui partiamo dalla figura B. Vedete che abbiamo utilizzato delle sonde per diverse parti del cromosoma 7. Allora, in mezzo qui c'è il centromero del cromosoma 7 e poi c'è una sonda che riconosce la parte finale che si chiama telomero. Okay? Abbiamo visto che vi aspettate che in ogni cellula ci siano 2 cromosomi uguali, no? E invece in questa cellula sì, abbiamo visto un altro cromosoma qui con il centromero e il telomero, però come potete vedere è più piccolo, no? Quindi abbiamo pensato, beh, questa è una delezione, che vuol dire un pezzo di questo cromosoma è andato via. Poi quando abbiamo utilizzato un'altra sonda che è capace di diciamo, colorare tutto il materiale del cromosoma 7, abbiamo visto che il cromosoma 7 normale era tutto pitturato, no? Poi ce n'era uno piccolino, come quello che abbiamo visto qui, però poi abbiamo visto che il pezzo mancante era stato inserito in un altro cromosoma. Allora, questi erano gli anni 90, quando queste tecniche iniziavano a essere utilizzate più, diciamo, di più nello studio dei tumori, delle leucemie, eccetera. Quindi questa è stata una grande scoperta, nel senso che quello che prima i citogenetisti pensavano in effetti poteva essere diverso. E a quei tempi appunto lavorando a Oxford avevo mantenuto i rapporti sia con Monza che con i miei colleghi tedeschi e anche con altri laboratori in diverse parti di Europa, l'Olanda, l'Austria, eccetera. Quindi con tutti questi collaboratori sono riuscita ad avere materiale di pazienti pediatrici che io potessi studiare in questo modo, in modo da vedere se effettivamente ci fossero dei riarrangiamenti che non erano mai stati visti prima. E adesso non vi parlerò di tutti i miei lavori, però voglio raccontarvi una storia in particolare che è iniziata ai tempi del mio dottorato e che ancora adesso sto studiando per motivi che poi capirete. Durante diciamo, le investigazioni per vedere di trovare anomalie del cromosoma 7, ho utilizzato queste sonde per il cromosoma 7 in verde qui e il cromosoma 12 in rosa, e quello che ho notato è che in 2 pazienti c'era la stessa traslocazione tra un cromosoma 7 e un cromosoma 12, dove vedete questo cromosoma con la freccetta è quasi tutto verde, però c'è un pezzettino di rosa, il che vuol dire che un pezzettino del cromosoma 12 è andato a finire sul cromosoma 7 e viceversa, anche se qui non si vede. E questo l'ho trovato prima in un paziente, poi in un secondo paziente, poi in un terzo paziente. E questo perché? Perché ho avuto la possibilità di avere tutti questi campioni da tutti questi laboratori. E questa è stata una scoperta abbastanza importante, perché quando poi sono andata a investigare questi pazienti avevano tutti lo stesso tipo di leucemia mieloide acuta, che è una leucemia molto rara, e questi pazienti erano tutti neonati, dagli 0 ai 2 anni. E andando avanti ad analizzare altri pazienti, ne ho trovati
altri, tutti con le stesse caratteristiche, tutti bambini piccolissimi e purtroppo tutti deceduti perché non c'era una cura, no? Non si sapeva come curarli. E quindi questa cosa mi ha appassionata molto perché è iniziata ad essere una storia, no? E quindi questo è un lavoro che appunto nel 2000 siamo riusciti a pubblicare e poi sì, questo è quello che fa specie è che alcuni bambini avevano soltanto 2 mesi, per cui si pensa, e c'è evidenza da altri tipi di leucemie simili a questi, che questi bambini abbiano avuto la leucemia ancora prima di nascere. E quindi c'è ancora tanto da capire. Può darsi che la madre sia stata esposta a dei fenomeni ambientali, radiazioni o magari alimentazione sbagliata, eccetera, eccetera. Quindi è un argomento ancora molto molto interessante. Quello che abbiamo fatto e che ho fatto io in particolare, abbiamo costruito delle sonde molecolari per andare a vedere ma allora quali sono i geni che veramente sono responsabili di questo tipo di leucemie, e siamo riusciti a localizzare esattamente il punto di rottura del cromosoma dove questa cosa succedeva, anche qui poi risultata in una pubblicazione. E quello che abbiamo visto, quello che poi altri scienziati hanno visto con le nostre scoperte, è che da questo riarrangiamento quello che si vedeva in questi pazienti era la presenza anomala di una proteina, no? Che è prodotto di un gene che di solito è molto attivo nella vita prenatale, però poi si spegne perché non abbiamo bisogno di questi geni essere sempre attivi. Però in queste leucemie questo gene non si spegne, no? E questo è dovuto al fatto che c'è stata un'interferenza di DNA per cui 2 pezzi di DNA che di solito non sono vicini sono adesso risultati vicini. Per cui questo si pensa che sia il motivo per cui questi pazienti abbiano questa leucemia. Ancora non si sa perché sia così infausta, no? Allora, dopo il mio dottorato, ho avuto la possibilità di restare a Oxford con altre borse di studio, però questa volta come postdoc, cioè come dottore, no? Però c'è stato un periodo, voi vi chiederete, ma in tutti questi anni non ti è mai venuta voglia di tornare in Italia? E sì, in Italia c'è la mia famiglia, insomma i miei affetti, il mio passato, però la ricerca andava troppo bene, poi avevo trovato un ambiente molto favorevole, molto stimolante, però c'è stato un periodo tra la fine del dottorato e l'inizio del postdoc che forse sarebbe stato il momento giusto di rientrare perché avevo ottenuto qualcosa. E quindi qui should I stay or should I go? E poi alla fine sono rientrata in Italia nel mio laboratorio di Monza per qualche mese perché avevamo comunque mantenuto una collaborazione, per cui ho pensato questa è la prova del 9, vediamo come mi trovo. Però a quel punto i miei genitori, la mia famiglia si erano già trasferiti a Mestre, non avevo famiglia a Monza o in Lombardia. Insomma, alla fine ho preso le mie decisioni e ho deciso che la mia carriera sarebbe stata lì. E qui ho scritto a cavallo tra Oxford e Londra, passando da Cambridge, perché in quel periodo avevo sì delle borse di studio a Oxford, poi voi sapete che alla fine adesso lavoro come docente a Londra, all'Università Brunel, ma cosa c'entra Cambridge? È una piccola parentesi, io a Cambridge sono andata per una festa, però lì ho incontrato mio marito
Esatto, quindi, però ci tengo a puntualizzare che avevo già preso la decisione di rimanere all'estero, ma sono rimasta più volentieri dopo. Quindi dopo aver fatto un paio di postdoc a Oxford, alla fine insomma la carriera accademica, specialmente scientifica, non si supporta da sola, nel senso bisogna comunque chiedere finanziamenti, altrimenti non ci si sostiene. E il mio postdoc stava arrivando alla fine e avevo capito che quel tipo di lavoro per cui ero stata assunta non sarebbe stato rinnovato. Allora ho iniziato a guardarmi intorno e ho avuto l'opportunità di essere intervistata per una posizione di lecturer alla Università Brunel di Londra. E devo dire la verità, forse sono stata fortunata nella mia vita, però questa è l'unica application, l'unica intervista di lavoro che ho avuto e mi è stato offerto il lavoro, per cui ho iniziato la mia carriera lì. L'ambiente è bellissimo, colleghi molto in gamba, e quindi sono stata lecturer per il primo periodo, poi sono diventata senior lecturer e da relativamente poco sono diventata reader, e che è lo step prima di diventare professore ordinario, per cui insomma il futuro è ancora cosa faccio lì all'università? Dunque, certo, mi occupo sempre della mia ricerca, però una volta che si diventa docente universitario non c'è soltanto la ricerca, ci sono anche altre responsabilità. Ci sono studenti da seguire, tesi di laurea e di PhD, ci sono ore di insegnamento, naturalmente. A me è stata data la cattedra di anatomia e fisiologia, che non c'entra molto con i miei studi sui cromosomi, però c'entra con il mio passato artistico, per cui perché no? E anche molte responsabilità amministrative, per cui sono diventata prima coordinatrice del primo anno di scienze biomediche, poi sono diventata program lead, che vuol dire preside del corso di laurea di scienze biomediche, e adesso sono diventata direttore didattico per tutto il dipartimento, che significa scienze biomediche, psicologia, scienze dello sport e scienze dell'ambiente, per cui insomma si cresce sia dal punto di vista scientifico, ma ci sono anche tante altre responsabilità. E questo è sono immagini prese nel mio laboratorio con le mie studentesse. Forse è una coincidenza, ma sono tutte donne. Quindi questo dovrebbe screditare il fatto che ci sono solo uomini. Anche qui questi è una parte dei miei colleghi, ma come vedete ci sono abbastanza donne, non è un ambiente particolarmente dominato dall'influenza maschile. Niente, queste sono immagini del laboratorio, e torniamo a questa traslocazione 712 che infligge questi bambini molto piccoli malati di leucemia mieloide acuta. Ho continuato il progetto e me lo sono portato dietro a Londra, e quello che abbiamo fatto prima di tutto abbiamo aiutato una compagnia commerciale a produrre delle sonde specifiche che possano essere utilizzate nei laboratori di diagnostica, per cui con il mio aiuto sono riusciti a produrre questo kit che tutt'oggi si usa nei laboratori di diagnostica per avere una diagnosi certa di questo tipo di anomalie, perché sappiamo che questi bambini purtroppo non hanno molte speranze, per cui sono bambini candidati al trapianto di midollo, perché questa è l'ultima spiaggia, no? Per cui prima si può fare una diagnosi, prima si può dare la terapia più giusta. Poi sono riuscita ad avere dei finanziamenti per una borsa di studio per sponsorizzare una studentessa di PhD, studentessa sempre,
tecniche molto avanzate di gene editing. Non so se siete, se sapete, su tutti i giornali si parla di gene editing, CRISPR è una di queste metodiche che viene utilizzate. Praticamente sono tecniche molecolari moderne che permettono artificialmente di tagliare pezzi di DNA e ricongiungerli, per cui siamo riusciti a ricostruire questo riarrangiamento cromosomico in vitro, si dice, no? Questo perché, allora, lo studio di questo tipo di anomalie è molto difficile, perché queste leucemie si trovano in bambini molto piccoli, non si riesce a prendere tanto materiale e quando si fa la diagnosi spesso sono purtroppo già andati oppure sono stati trattati con sostanze che interferiscono, per cui, e quindi abbiamo messo tutte le energie per riuscire a riprodurre questa traslocazione in vitro e siamo riusciti a generare una linea cellulare immortale che si può utilizzare per capire meglio come funziona questa leucemia, ma anche per iniziare a testare delle terapie, no? E il nostro scopo, come quello della ricerca sui tumori in generale, è di trovare una targeted therapy. Voi sapete, sicuramente avete amici o parenti che hanno avuto un tumore e si parla spesso di targeted therapy. Per un certo tipo di tumore alla mammella, ad esempio, che era un tempo incurabile, adesso si è trovato un tipo di immunoterapia che è capace di distruggere le cellule tumorali, per cui la speranza di vita è molto più alta rispetto a quello che poteva essere 10 anni fa, 20 anni fa. E quindi noi speriamo di trovare una targeted therapy per questo tipo di leucemie e stiamo facendo passi da gigante, per cui così si conclude un po' la storia della traslocazione 712, ma con una speranza che adesso, avendo un modello cellulare, si possa capire meglio come funziona, ma anche capire come curarla. E infatti adesso abbiamo proprio mandato la richiesta di fondi per testare una serie di sostanze chimiche che sono già usate per la cura di determinate malattie, per cui sono già approvate, eccetera. Però vogliamo testarle su queste culture per vedere come le cellule reagiscono, se smettono di crescere, se viene alterato il loro tipo di diciamo morfologia, insomma. C'è ancora del futuro in questo tipo di ricerca e comunque in questo processo abbiamo imparato così tanto da riuscire ad applicare quello che abbiamo imparato anche ad altre forme di tumore e altre forme di leucemie. Infatti il gene che viene attivato in questo tipo di leucemia mieloide dell'infante è anche, abbiamo visto che è anche attivato in altri tipi di tumore, per cui probabilmente trovando una cura per questo tipo di leucemia potremmo anche usare lo stesso tipo di terapia per tumori del polmone, tumori del fegato, tumori della mammella, dove questo gene è particolarmente espresso. Per cui questo vale per diversi tipi di ricerca. La ricerca focalizzata per un certo specifico tipo di tumore può sempre essere valida e applicabile ad altre patologie. Qua adesso ho quasi finito, voglio concludere questa presentazione con diciamo, una nota un po' più leggera. Questa è la mia studentessa Denise, che ormai ha finito il dottorato, ha vinto premi, insieme abbiamo presentato questo lavoro a una conferenza a Firenze nel 2017. Dal mio lavoro e quello di altri sono venute tante pubblicazioni, a tutt'oggi ho
44 articoli scientifici, diversi capitoli pubblicati in libri di testo e anche questo libro che è uscito nel 2016. E qui, ecco, la parte più bella del lavoro di un docente universitario è quando si arriva alle lauree. E secondo me, forse gli studenti non apprezzano, però ecco, noi siamo tutti seduti lì sul palco, vediamo i nostri studenti sfilare e ci sono tutti questi applausi che riempiono il teatro veramente. E questa è appunto Denise che sta prendendo la sua tesi prima di laurea, perché ha fatto la laurea con me, e poi il dottorato. E non so se vi ricordate quella toga di Oxford, quando abbiamo queste graduation, ogni accademico, ogni docente ha la possibilità di indossare di nuovo la sua toga della sua università di dottorato, per cui io ogni anno mi indosso di nuovo la toga e per rimanere in tema di carnevale veneziano, guardate quanti colori, no? E in effetti è un'occasione così molto, molto carina e ci si diverte anche perché si incontrano finalmente questi studenti che sono orgogliosi, rilassati, si conoscono i genitori, insomma è un momento di festa. E queste sono alcune foto scattate anche con gli studenti. Questa è in centro è Temi, una mia studentessa che adesso lavora presso un'altra università, Denise che appunto ha finito il dottorato, Abdul Basit che è uno studente della Libia che adesso è tornato in Libia, è professore associato in un'università della Libia. Per cui tutte queste cose, anche seguire la carriera dei nostri studenti, dà soddisfazione a noi come docenti. E niente, qui giusto qualche foto per mostrarvi l'azione dell'insegnamento, ma anche il fatto che l'università riconosce la qualità dell'insegnamento. E qui ho ricevuto un premio per innovazione nell'insegnamento, perché ho utilizzato un metodo digitale nuovo per l'insegnamento dell'anatomia, per cui non solo leucemie ma anche altre cose. E si torna a casa, ogni tanto io torno in Italia e mi fa molto piacere avere mantenuto i rapporti con tutti i laboratori in cui sono stata, per cui il laboratorio Toma, adesso appunto Istituto Toma, mi ha invitato come a dare la opening lecture a una conferenza di genetica oncologica nel 2016, e questo è stato per me una soddisfazione grandissima, perché non solo ho rivisto colleghi che non vedevo da decenni, ma anche il fatto di essere invitata come diciamo la persona che apre la conferenza è stata una soddisfazione molto molto grande per me. E sono stata invitata anche a Monza. Purtroppo non ho una foto, però credetemi, ci sono tornata, e spesso torno, quasi ogni anno torno a dare lezioni e seminari di ricerca in due università della Sicilia, l'Università di Palermo, dove l'anno scorso sono stata invitata come visiting professor, e l'Università di Catania, dove sono ospite da un mio collega che conosco dal 1992 e siamo rimasti in ottimi rapporti, è lui che mi ha insegnato la tecnica della FISH, e torno spesso per collaborare, per portare avanti ricerca e per parlare con gli studenti anche. Quindi questo è il mio tragitto. E cosa avviene nel futuro? Prepariamo gli scienziati, le scienziate del futuro. Alla Brunel abbiamo aperto le porte a studenti delle scuole secondarie l'anno scorso per la prima volta, e credo che abbiano avuto un'ottima esperienza. Per una settimana sono stati nei nostri laboratori e hanno imparato tantissime cose, e quest'anno aspettiamo di nuovo altri 3 studenti dalla stessa scuola
però non sono sempre tutte donne. Non vogliamo fare disparità, quest'anno avremo anche un ragazzo quest'anno. Quindi, esatto. Quindi come potete vedere questa presentazione è stata arricchita da numerose presenze femminili, però non vogliamo fare disparità, siamo equalità. Quindi volevo concludere questa presentazione ringraziando tutti voi per la partecipazione. In particolare volevo fare un grazie alla mia mamma, perché in tutto questo percorso non mi ha mai scoraggiata, mi ha sempre spinta a dare il meglio di me stessa e a non scoraggiarmi quando le avversità si sono presentate. Per cui penso che tutti dobbiamo dire grazie alle proprie mamme. Sì, penso che siano delle figure molto ma molto importanti. Anche quella del papà, per carità, nulla toglie, però insomma il supporto che si ha dalla mamma è un'altra cosa, effettivamente. E allora grazie, veramente. Io non so se qualcuno vuole fare qualche domanda. O ha qualche domanda da rivolgere alla nostra Sabrina che avete capito perché non ho parlato del suo curriculum per intero? Perché sapevo che un po' alla volta sarebbe saltato fuori ed è effettivamente un curriculum importante. Sono felice di averti conosciuta e ancora più felice, anzi grazie a Paola Monello perché è stata lei che ci ha messo in effetti in contatto e felice di averti avuto qui con noi in questa nostra esplorazione di donne di oggi, che conferma ancora una volta che noi siamo delle multitasking. Noi veramente sei partita da un percorso completamente diverso per finire a fare tutta un'altra cosa, ma con la bravura e la capacità che ci contraddistingue. Quindi complimenti, grazie. Veramente. Prego Paola. Ecco, per ricollegarsi. Sì. E allora io rubo ancora 5 minuti. Io ti rubo ancora 5 minuti e ti diamo il nostro gagliardetto, che è la nostra cosa più preziosa che abbiamo, e quindi insomma è una cosa. E qui c'è poi un piccolo omaggio. Sì, andiamo magari qui sul nostro labaro. Ti chiedo scusa, abbiamo delle foto da fare. Grazie. Magari così vediamo un po' Venezia. E poi qui c'è un piccolo omaggio da parte mia. Grazie ancora. Allora diciamo che l'evento si è concluso, spero in maniera molto esaustiva per tutti. Adesso ho imparato un sacco di cose, ma mi sono anche un po' spaventata perché chiaramente non sono ambienti nei quali almeno io sono abituata a muovermi, però insomma mi ha spiegato posso fare un cenno a mio marito, ci ha spiegato tantissime cose al riguardo e quindi devo dire grazie, ma veramente grazie. Spero di essere stata ma non solo chiara, ma anche con quella leggerezza che ci ha aiutato a entrare in contatto con questo tipo di situazione che non è poi così scontata per tutti e che a qualcuno può anche fare un po'. Io ho avuto amiche che mi hanno detto no, verrei volentieri, sai, ma mi fa paura, mi fa impressione, e allora sì, è così. Quindi sei stata veramente, veramente brava e molto molto cortese e generosa di essere qui con noi questa sera. Il piacere è anche mio perché per me questa è stata una bellissima opportunità, per cui grazie. Mi fa piacere. Abbiamo comunque anche una registrazione che è fatta da un rappresentante, è stata da un operatore che comunque è stato inviato dall'AIL, il cui presidente è Giovanni Agliatta di Montereale, e quindi potremo anche avere il beneficio di questo tuo intervento da pubblicare con la tua autorizzazione eventualmente sul nostro sito, dove abbiamo uno spazio per i video e così abbiamo anche una memoria effettiva di quello che è stato fatto. Grazie mille. A te. Bene, è finito, complimenti.